Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, martedì 4 ottobre. Con quanto sta accadendo relativamente agli spaventosi aumenti degli importi delle forniture di energia elettrica, la percezione agli sprechi è notevolmente accresciuta e quindi come non trasalire nel vedere in pieno giorno lampioni stradali accesi. Qualche giorno fa un residente di Canal di Valle segnalava che parte dei lampioni della frazione rimaneva accesa di giorno. Da un controllo effettuato dalla società Atlantico che gestisce l'illuminazione pubblica del comune, è stato accertato che in un quadro dei 5 della frazione è risultato esserci stato un consumo anomalo nel mese di luglio. C'era stata a riguardo anche una chiamata il 29 luglio alle 16:48 che segnalava le luci stradali accese, problema risolto lo stesso giorno alle 19 dai tecnici addetti. Ricordiamo che non esiste un sistema automatico che segnali le anomalie dell'illuminazione pubblica, ma chiunque può segnalarle al numero verde 800 060 266. La chiamata è gratuita e la maggior parte delle volte i problemi vengono risolti nel giro di poche ore. In questo caso le segnalazioni da parte dei cittadini diventano fondamentali. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Grazie alla legge regionale numero 27 del 2020, sostenuta dall'assessore Bottacin, si è dato il via ad un processo virtuoso per la fornitura di energia gratuita derivante da impianti idroelettrici al territorio veneto. Questa legge ha predisposto l'obbligo da parte dei titolari delle concessioni di grandi derivazioni di fornire annualmente gratuitamente alla regione energia elettrica o, in alternativa, di garantire la monetizzazione dell'energia da fornire. La Regione a partire dal 2021 distribuisce alle province venete l'energia gratuita ricevuta o i proventi derivanti dalla sua monetizzazione. Oggi l'assessore Bottacin ha presentato con la collega Lanzarini i benefici della legge sull'energia, come approvato in settimana dalla Giunta dopo aver sentito le province. La provincia veneta che ha il maggior numero di derivazioni è quella di Belluno, che trattiene l'intera sua quota. Le altre province in cui insistono impianti idroelettrici trattengono il 60%, suddividendo il rimanente 40% tra le altre province tranne Belluno, in proporzione agli abitanti. Dopo un confronto con le province e la città metropolitana, la priorità nella destinazione delle somme con riferimento all'anno 2021 è stata data ai servizi sociosanitari erogati dai centri servizi residenziali pubblici o privati accreditati, inoltre a categorie di utenti bisognosi. Il Covid ha minato la nostra salute e la nostra economia, ha affermato Zaia. Quest'ultima ora si ritrova in ulteriore battaglia, quella dell'emergenza energetica per la quale combatterà al fianco dei suoi cittadini. Il consigliere regionale Montanariello ha preso ufficialmente da ARPAV che anche dopo il crollo della copertura dei magazzini del sale avvenuta lo scorso agosto, non è stato effettuato alcun rilievo presso il sito, non essendo stata la stessa ARPAV allertata da parte di alcune istituzioni o privato cittadino. Ciò significa che nessuno ha esatta idea delle conseguenze ambientali e sanitarie. Resta aperta l'ipotesi di una dispersione di amianto e contemporaneamente permane la totale inerzia sul fronte degli interventi di tutela.
Questo dopo che ARPA aveva risposto alla sua richiesta di chiarimenti. Dalla comunicazione ricevuta emerge comunque un passaggio importante. ARPA aveva coinvolto il comune di Chioggia affinché ordini al proprietario del fabbricato l'attuazione del necessario intervento di bonifica. Un'indicazione inequivocabile che impone ora all'amministrazione un'immediata azione, in primo luogo per la salvaguardia dei cittadini. Auspico dunque, conclude Montanariello, che si giunga rapidamente a prendere in mano la situazione. Non è ammissibile che la popolazione conviva ulteriormente tra incertezze ed allarme. Comincia anche quest'anno il corso per diventare volontario della Croce Rossa Italiana. La presentazione del corso si terrà venerdì 14 ottobre dalle 20:30 alla sede di Chioggia a Brondolo in via Dolfin. Il corso inizierà lunedì successivo, 17 ottobre alle 20:30. Quello del volontario è un ruolo fondamentale nelle associazioni, soprattutto in quelle dove è al centro la salute e la sicurezza dell'uomo. Fare volontariato significa donare se stessi in modo gratuito e spontaneo. Fare il volontario rappresenta la forma più alta di impegno e partecipazione che un individuo possa realizzare. Ognuno di noi può fare molto in base alle proprie competenze. Come disse il fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant, poiché tutti possono, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 4 ottobre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove, ricordiamo, facciamo ancora lo speed. Ciao a tutti!